le marchigiane. Occasa Falconara che al contrario invece viene da una vittoria convincente, in rimonta nel campo di un'altra pugliese, nel campo del Molfetta, dopo essere andata in svantaggio al primo minuto di gioco ed aver ribaltato con 4 reti la sfida scorsa, la sfida della 20ª. Tutto pronto, Marco, ti do il benvenuto, siamo pronti per assistere al big match di questa 21ª giornata in Serie A. Sì, buonasera a tutti i telespettatori, e oggi siamo qui a vedere questa grandissima partita, cioè la partita di questo campionato, la partita più attesa di questa stagione, dove vediamo la miglior difesa contro il miglior attacco di questo campionato scontrarsi e confrontarsi in questa partita che speriamo tutti sia epica. Si aggiunge dunque di un'altra pagina la rivalità straordinaria tra questi due club capostipiti della disciplina in Italia. Primo pallone già giocato, anticipo nel mentre di Isa Pereira, il pallone che arriva a Iosi direttamente da Lussileia. C'è Renatigna, anticipo 2 volte di Isa Pereira che poi cerca lo slalom rispetto a Diana Santos, ci mette una pezza la numero 7. È iniziata alla grande la grandissima sfida di questa 21ª giornata. Elpidio trova Cortés, poi break portato da parte di Diana Santos che poi vuole Tampa. C'è deviazione ultima da parte di Aline Elpidio e rimessa laterale per le leonesse, che condividono la stessa possibilità di arrivare più in cima di tutte. Lusileia lascia lì per il sinistro, cercato da parte di Diana Santos, che poi va a guadagnare rimessa laterale. C'è Tampa in prossimità rispetto alla numero 7, ecco la Tampa verso Renatigna. Diana Santos, Tampa di ritorno dalla numero 7, pressione di Cortés e allora Tampa vuole il corridoio verticale passando per vie centrali fino a Lusileia. Tra le linee non riceve Renatigna, si ripassa da Tampa. Lusileia incontro contro Isa Pereira, break di Isa Pereira, Cortés pesca un corridoio che Diana Santos chiude in maniera provvidenziale, poi pallone subito aperto verso Isa Pereira. Primi cenni, Marco, di vertiginosità rispetto al ritmo qua al Palavaglia. Sì, abbiamo visto un inizio subito scoppiettante dove le due squadre si stanno affrontando a viso aperto. Scusa, perché Elpidio tra le linee ha provato con il destro verso la porta. C'è Iosi che trova direttamente Lusileia. Sestari aspetta lì il colpo di testa flebile da parte della brasiliana e allora possesso Falconara. Isa Pereira in verticale da Cortés, ordina passando da Isa Pereira. Erika Ferrara che cerca di riottenere questo pallone da Isa, fuori misura, riparte Bitonto. Lusileia anticipata da Isa e allora Erika Ferrara che si mette vis-à-vis, poi chiude tutto quanto molto bene Tampa, può ripartire Bitonto. Renatigna sposta casa con il destro, c'è Isa Pereira a fare da doppio petto rispetto alla porta difesa da Ana Carolina Sestari. E qui torniamo al discorso miglior difesa. Intanto pallone al centro, non c'è deviazione da parte di una marchigiana e allora è rimessa laterale per le falconaresi che ripassano da Isa Pereira. Elpidio, Cortés, Isa Pereira cerca il lancio, non si intende con Elpidio, allora Iosi direttamente
verso Diana Santos, che poi non verticalizza correttamente verso Lusileia. È un Bitonto che viene da una sfida multiforme, Marco, perché ha perso sì la possibilità di rimanere là in vetta contro la CMB nello scorso turno. Intanto attenzione a Lusileia che cerca l'anticipo su Isa Pereira, ma comunque ha guadagnato un punto davvero in maniera straordinaria rispetto alla reazione, rispetto alla veemenza con cui ha ripreso la CMB scorsa settimana, perché si era ritrovata sotto di 2 reti con 5 minuti solo ancora da giocare. Poi fino al pari di Renatigna lo sforzo ha ripagato appieno le pugliesi. Sì, come ogni squadra forte se la gioca fino all'ultimo, ci crede fino all'ultimo, e con le giocatrici fenomenali che ha può riuscire a segnare in qualsiasi istante, anche perché vediamo che ha un attacco stellare dove 122 reti sono tantissime. Intanto scusa perché c'è la giocata di Diana Santos, scocca al destro Ballardin, poi in 2 tempi arriva Tampa e c'è deviazione nella strettoia, è arrivata a calciare Diana Santos. Falconara che mura, Renatigna col sinistro deviato sotto porta Lusileia in 2 tempi, Lusileia, Ballardin, pallone che resta vivo per la brasiliana, poi Erika Ferrara che arriva a recriminare per l'ultimo tocco da parte di Lusileia. Ha ragione lei, Falconara, che difende con le unghie e con i denti in una situazione nella quale Bitonto davvero era andata a velocità della luce. Sì, perché vediamo che Falconara attacca con una manovra un po' più ragionata, invece il Bitonto va avanti con tutti gli effettivi in maniera molto energica e veloce e si ritrova spesso al limite dell'area di Falconara. Renatigna dall'altra parte dove c'è Tampa, pallone di ritorno verso Renatigna, sposta Renatigna, poi ritorna da Tampa e allora Lusileia sotto il corridoio lasciato aperto da Sestari, il vantaggio del Bitonto con il 22esimo centro in campionato di Lusileia. Sì, come stavamo dicendo poc'anzi, il Bitonto si riversa subito in avanti con tutti i suoi effettivi, ha fatto questo giro palla molto veloce e è riuscita a mettere la giocatrice davanti alla porta e a beffare la Sestari. E allora 4:20 è in avanti Bitonto che ha sbloccato il big match. Ballardin, Isa Pereira, Cortés, torna da lei Ballardin, Isa Pereira, le giocate contro Grieco, poi Cortés, Ballardin, c'è la chiusura da parte di Iosi che arriva in extremis rispetto al tentativo di Ballardin. Possesso Bitonto che adesso passa da Renatigna. Tampa, c'è Mansueto sul secondo palo, Tampa però preferisce Renatigna e allora Diana Santos, ecco la Mansueto che esce dalla pressione di Isa Pereira, aggancio però proibitivo con la numero 16 alle calcagne, rimessa laterale per l'Occasa, Ballardin, Cortés, cambio di gioco verso Isa Pereira, Ballardin, errore di Isa, occhio a Renatigna, possibile 2 contro 1, Renatigna le finte, Renatigna fino in fondo, Renatigna traversa clamorosa, arriva Mansueto e poi Sestari in 2 tempi, scricchiola l'Occasa, il Bitonto che va a tutta, poi Cortés verso Praticò che cerca di andarsene da Mansueto, Renatigna che qui ha fatto il panico nella metà campo dell'Occasa. Sì, questa giocatrice è una giocatrice formidabile, doppio passo destro-sinistro ed è riuscita ad arrivare alla conclusione dove la Sestari stava per subire la seconda rete. Tempi di reazione ridotti per la Sestari perché la conclusione di Renatigna è arrivata davvero con i tempi giusti, giustissimi. Adesso Bitonto che ripassa proprio dalla numero 9 contro Elpidio. Renatigna da Grieco,
Mansueto contro Isa Pereira, protezione da parte di Mansueto, l'ultima a toccare è stata la numero 22, allora possesso casa. Ballardin fino a Isa Pereira che cerca Praticò, manca il controllo di questo pallone e allora c'è Renatigna a pulirne i dettami fino a Mansueto che va in porta con il destro, palo di Mansueto che calcia secco, raso terra e sfiora il raddoppio. Isa Pereira, altro brivido, ma Falconara canta forte qui al Palavaiali e adesso possesso per Isa. Mansueto in anticipo su Elpidio. E va lei a battere con i piedi, ancora Elpidio. Improprio contro Mansueto che la spinge al di là del limite. È più indietro secondo il direttore di gara. E allora dietro front Elpidio riparte da Isa Pereira. Ballardin, le finte di Ballardin che sposta, calcia col sinistro, Ballardin, Yosi esternamente, ha provato da solo Giorgio Ballardin. Yosi di sasso qui. Sì, anche qui bellissima giocata della Ballardin con un doppio passo, è riuscita ad arrivare al tiro e l'estremo difensore del Bitonto è riuscito a deviare in calcio d'angolo come in questa occasione. Qui intanto Isa aveva provato l'anticipo in extremis, secondo corner di fila per l'Occasa, sprecato da Ballardin e può ripartire Renatigna che poi sterza, aspetta il supporto di Nicoletti che gioca di nuovo con Renatigna. In un fazzoletto su Ballardin, pallone incollato al sinistro della numero 9 che poi appoggia da Mansueto. C'è Grieco dall'altro lato, chiusura di Praticò che prende gli applausi per l'abnegazione portata fino a questa chiusura. L'Occasa Falconara che deve farsi carico anche di questi dettagli qui per rimanere mentalmente attaccata a questa sfida e cavalcarne l'onda soprattutto dopo lo svantaggio. Intanto calcio di punizione con Erika Ferrara che serve Cortés. Elpidio col sinistro, deviazione e allora Grieco, Nicoletti, pardon, è l'ultima a toccare, rimessa laterale per Falconara. (7:21-0), lo ricordiamo, palla al centro, intanto Elpidio aveva cercato Cortés, non riesce con il graffio in anticipo sull'avversaria. E allora Yosi rimette in gioco partendo da Nicoletti. Grieco si appoggia a Tampa, anticipata in questa situazione Mansueto, Erika Ferrara che va giù e qui cartellino giallo per Mansueto e secondo fallo per il Bitonto. Sfida nazionale, Marco, quella tra Mansueto ed Erika Ferrara. Sì, qui è molto aggressiva la Ferrari, è riuscita a rubare palla e andare via in banda e la Mansueto non ha potuto fare altro che prenderla per la maglia e trattenerla, e giusta l'ammonizione. Entrambe convocate per l'Elite Round, possibili convocate per l'Elite Round che potrebbe portare al mondiale in Filippine. Intanto attenzione, Elpidio, pallone che resta in bilico, va giù la numero 11, non c'è stato fallo da parte di Tampa. Allora rimessa per Falconara, battuta fino a Sestari, cerca Praticò, deve uscire Yosi che non le manda a dire e riconcede il possesso del pallone all'Occasa Falconara che ripartirà con Erika Ferrara. Elpidio, Ferrara, appoggio su Praticò, di prima verso Elpidio, tra le linee, gran giocata di Praticò e poi chiusura fulminea da parte di Bitonto. Qui sinistro di Ferrara, va a sbattere su Mansueto. Sponda di Praticò, Elpidio che non è arrivata ad un soffio all'appuntamento. Cortés riceve da Ferrara, verticale fino a Praticò che poi rigioca all'indietro verso la capitana.
che vuole Cortés, chiusura ordinata da parte di Tampa che ripassa da Josi, pallone verso Mansueto, praticò contro Grieco, pallone verso Mansueto, chiusura di Erika Ferrara, Bitonto che nella metà campo falconarese è davvero frenetico, veemente. Nicoletti, Josi, Erika Ferrara in anticipo, secco, rispetta Mansueto senza pensare troppo allo stile, nel mentre dell'uscita dal campo di Mansueto e dell'ingresso numero 2 dell'autrice del gol che fino adesso sta decidendo il big match del Palla Baiali. Elpidio va a sbattere su di lei Grieco, poi Josi direttamente in profondità, pallone che si spegne rimessa. Sestari gioca con Isa Pereira. Cortés fino a Isa Pereira, poco supporto al centro, Falconara un po' poco in grado di accompagnare in questa situazione. Lucileia si gira su Cortés, poi sposta e cerca dall'altra parte Tampa. Nicoletti, Lucileia cerca di andarsene da Isa Pereira che però strappa questo pallone alla numero 10. Occhio a Isa Pereira che cerca il sinistro al centro, non è finita e può ripartire allora la formazione pugliese. Fuori misura il destro di Lucileia, Erika Ferrara, Cortés, Ballardin porta il centro e attende movimenti da Isa Pereira. Cortés, Ballardin, tanti tocchi per l'Ocasa. Erika Ferrara cerca di andarsene nello stretto, Erika Ferrara, Josi aspetta lì ma il pallone era già uscito nel tentativo di slalom gigante della capitanissima falconarese. Lucileia lascia lì per Diana Santos che si ritrova il pallone. Sestari, Ballardin, tutto regolare secondo il direttore di gara, poi Diana Santos con gioco da terra, non molla un pallone Marco, il Bitonto. No, non si è primi o nelle prime posizioni in classifica per puro caso. Questa squadra ha un potenziale offensivo, una corsa e delle giocate spettacolari, tecnicamente molto preziose, che ti portano ad arrivare davanti alla porta con molta semplicità e con queste giocatrici trovare sempre la giocata che può mettere in difficoltà gli avversari. Ora rimessa con Sestari che comunica assieme a Isa Pereira, gioca con lei il pallone. Elpidio torna da Isa, Ballardin, Ballardin di nuovo a ricevere da Isa Pereira, tra le linee Cortés cerca di appoggiarsi su Elpidio, poi tocco sotto Josi, difficile questa trama. Diana Santos direttamente fino a Grieco, così come Sestari fino a Isa Pereira, almeno nel tentativo, perché Josi anticipa ogni speranza di ribaltamento precoce. Diana Santos, Tampa torna da Diana Santos, Grieco, poi Lucileia che prende le spalle a Isa Pereira. Sestari gode dell'aggancio difettoso della brasiliana. Ballardin, Isa Pereira, stazionario Bitonto, e allora Falconara che gira nella propria metà campo. Cortés va da Ballardin, Isa Pereira prende campo, poi sterza, prova ad andarsene. Tampa, Josi direttamente da Lucileia, anticipo di Isa Pereira, poi Elpidio un po' imprecisa Ballardin, può ripartire il Bitonto che poi però
va dall'altro lato con Grieco che trova Tampa, appoggio di ritorno verso Tampa di Diana Santos, deve arrivare a chiudere Isa, giocata da manuale, pisata da parte di Tampa per Diana Santos che stava arrivando, l'appuntamento però viene interrotto. Sì, c'è dovuto stare il grandissimo intervento di Isa Pereira che ha chiuso la diagonale e è riuscita a calciare fuori questa palla molto pericolosa che, come dicevi tu, è stata la grande giocata da manuale, imbucata al centro, stop, pisata per alle spalle per la compagna che arrivava in corsa. Erika Ferrara, Isa Pereira che fa il movimento in profondità, Isa Pereira fino in fondo, Yosi alza la saracinesca nel tentativo a metà tra il tiro ed il cross di Isa Pereira che stava per finire in porta di Erika Ferrara. Di punta al centro c'è deviazione da parte di Diana Santos, allora rimessa laterale analoga al corner. Elpidio, Isa Pereira deve avere pazienza Locasa perché tanto attenzione, Ferrara ha provato l'anticipo di testa, Elpidio che cerca lo slalom, può ripartire Bitonto che va da Tampa direttamente verso il destro di Mansueto, pallone che resta lì, Renatigna, ancora Renatigna, non è finita, riceve da Diana Santos, pallone verso la numero 7 e poi Sestari quasi con atto liberatorio, perché davvero quando arriva a fraseggiare da quelle parti con questa frequenza il Bitonto è davvero dura per Locasa. Renatigna, destro, sinistro, destro, poi appoggio da Mansueto, Diana Santos, il destro di Diana Santos, Sestari verso l'esterno. La sensazione, Marco, è che il Bitonto sia tarantolato in campo ed arriva sempre meglio dalle parti di Sestari. Sì, come dicevo poc'anzi, è una squadra molto forte, molto offensiva, è arrivata già a quota praticamente con quello di oggi 123 gol, cioè sono quasi 7 gol a partita di media, quindi è molto alta la percentuale di gol, quindi praticamente tecnicamente sono bravissimi e arrivano con facilità davanti ai portieri avversari. Media quasi automobilistica per quanto riguarda lo score offensivo di questo Bitonto che, lo ricordiamo, quest'anno si è laureata campione d'Europa a dicembre contro le polacche del record, scalfendo di fatto l'effigie che vedeva proprio il club falconarese rivestire come unica squadra italiana una vittoria europea. Intanto attenzione, Renatigna trova Diana Santos, Sestari che sventa la puntata da parte della numero 7 e concede rimessa laterale. Il pallone già battuto, destro di Diana Santos, ancora una volta di Diana Santos che ha cercato il replay della gran botta precedente. Time out chiamato da Giulia Domenichetti perché Locasa deve cercare di percorrere trame più pazienti, dato che il Bitonto sta bene nella propria metà campo. Sì, adesso ha preso un po' di predominio sul terreno di gioco la squadra del Bitonto e quindi Domenichetti sta cercando di trovare delle soluzioni per reagire e comunque cercare di restare almeno in partita, perché diciamo che la Sestari ha fatto 3 interventi miracolosi e ha impedito il raddoppio più volte, quindi c'è da registrare qualche cosa, avere pazienza e comunque essere un po' più cinici quando si riesce ad arrivare davanti alla porta avversaria. Bitonto di cui abbiamo sentito dichiarazioni in settimana da parte di Renatigna che se contro la CMB ha risentito del blocco basso delle Materane per quell'occasione, per l'occasione della scorsa giornata, quest'oggi naturalmente al contrario gode della possibilità di
ripartire più velocemente, dato che è l'occasione a fare la partita sotto la spinta di questo Palla Baiali. 6:35 da giocare. Erika Ferrara trova Isa Pereira alla riscossa per trovare il pareggio. Le Citizens. Elpidio. Cortés crea lo spazio. Isa Pereira prova ad andarsene con il dribbling. C'è Cortés al centro dell'area di rigore. Palla verso di lei. Iozzi. Pallone che non è uscito. Iozzi lo gioca nuovamente. Diana Santos. Vuole Mansueto. Fuori misura il lob da parte della numero 7. Altra calcettista fondamentale nello scacchiere di Marzuoli. Diana Santos. Erika Ferrara. Ballardin nel traffico, poi Erika Ferrara cerca il contrasto con Tampa. L'ultima a toccare è stata quest'ultima rimessa per l'Ocasa, che ora deve risalire la china a partire dalla propria metà campo. Cortés. Erika Ferrara. Ballardin intercettata da Diana Santos fino a Sestari, che poi vuole Cortés. Idea che si spegne sul fondo. Bitondo in possesso. Diana Santos. Renatigna che prova ad andarsene sulla pressione alta portata da Aline Elpidio. E allora rimessa laterale per l'Ocasa, che deve fare del pressing un'arma ancora più producente nella giornata di oggi. Elpidio. Cortés. Tampa nello stretto, cercata da Renatigna, la numero 5. Cortés chiude sul tentativo della numero 5, che gioca verso Diana Santos. Dai e vai, Diana Santos. Mansueto di mestiere cerca di passare nuovamente da Diana Santos, lo fa adesso con la rimessa, che però viene invertita. E allora regalato il pallone all'Ocasa. Praticò. Erika Ferrara. Praticò tra i blocchi, sinistro di Erika Ferrara, arriva Mansueto, decisa fino al corner, e poi cambio con Lucileia, angolo per l'Ocasa. Ballardin. Si scambiano con Praticò, poi destro di Praticò, cercato di far girare questo pallone. Iozzi raccoglie in fondo al campo e ripassa lanciando direttamente su Lucileia. Anticipo da parte di Ferrara sulla numero 10. Diana Santos. Grieco trova Lucileia. Poi Renatigna contro Praticò. Renatigna lascia lì Praticò. Poi arriva Diana Santos. Cercata Lucileia. Fase scacchistica della gara. Cortés. Erika Ferrara trova Cortés, o meglio cerca Cortés ma non la trova. Ultima deviazione della marchigiana. Allora Iozzi riceve da Diana Santos. Lucileia in verticale contro Isa Pereira, che spinge fino alla rimessa laterale dal numero 10 Renatigna. Gioca verso Iozzi. Pressione di Ballardin, tagliata fuori. L'occasione sinistro di Renatigna. Ha cercato la buca d'angolo dopo il passaggio praticamente filtrantissimo, direi, della Iozzi. Isa Pereira. Cortés cerca il guizzo
chiusura di Nicoletti, poi c'è Renatigna contro Cortés che poi sbraccia più del dovuto, calcio di punizione per Renatigna, praticamente è il satellite attorno a cui gira tutto il Bitonto. Sì, è la giocatrice forse praticamente più forte, più brava tecnicamente, ti nasconde la palla, quindi sai quando stai in difficoltà palla a Renatigna e la palla sarà in banca. Isa Pereira ha cercato qui l'anticipo su Lucileia e ha rimesso in gioco con il Falconara in possesso. Adesso sale Sestari. Cortés che cerca di divincolarsi da Nicoletti al centro dell'area di rigore. Sestari che attende la mossa da parte di una delle leonesse, poi riappoggia su Isa Pereira. Ancora Sestari, arriva Lucileia in pressione, praticò, poi chiusura da parte di Nicoletti. Isolata, praticò, che ha provato l'1 contro 1, c'è stata la chiusura. Cortés arriva come un treno, Renatigna che infatti commette fallo sulla spagnola. Calcio di punizione per l'Occasa, 2:56 da giocare, terzo fallo per Bitonto. Eccesso di frenesia da parte della Renatigna. Cortés batte il calcio di punizione fino a Isa Pereira. Movimento in profondità di Isa Pereira. Anticipo del Pidio che vince il break e il Pidio ha commesso fallo secondo il direttore di gara. Piede a martello. Diciamo che ha alzato un po' la gamba, ma era diciamo al limite, dai. Esatto, al limite, perché comunque il contatto col pallone è stato quello più predominante. Intanto Renatigna che riceve, Renatigna sterza, Renatigna praticò in corner. E proteste da parte delle pugliesi perché c'è stato accenno di un tocco di mani secondo le calcettiste di Marzuoli. Calcio d'angolo e si riparte con il destro di Grieco, pallone che torna buono per Renatigna. La posizione impossibile, sbatte sul lato della porta, Sestari già rinviato e a metà campo c'è Ferrara. E il Pidio. Isa Pereira in parallela da Erika Ferrara. Contromovimento di Isa Pereira che poi si sgancia di qualche metro da Grieco. Erika Ferrara, Iozzi, statuaria, appoggio su Renatigna. Ancora Renatigna nello stretto, pallone poi aperto dall'altro lato, fuori misura di un soffio, superiorità sprecata da Bitonto, ha fatto tutto lei praticamente, non ha trovato poi Grieco. Renata Damatti, 30 gol in campionato sin qui per l'astro più luminoso di questo Bitonto. Intanto Erika Ferrara converge fino al centro, Erika Ferrara chiude Nicoletti, poi Iozzi senza sapere né leggere né scrivere, direttamente fino a Sestari. Cortés fino a Isa Pereira, pardon. Erika Ferrara verso Isa che aggancia tra le linee, arriva a mettere ordine Grieco con Lucileia che prova a cercare Diana Santos. Erika Ferrara di ritorno da Grieco, Renatigna con calma da Lucileia. E allora il pallino è del Bitonto. Diana Santos da Grieco, poi di nuovo Diana Santos, Renatigna lascia sul posto il Pidio, poi cerca di fare gli straordinari su Isa Pereira che però le dice di no, può ripartire Falconara e il Pidio non trova Cortés e allora chiusura da parte di Grieco. 45 secondi da giocare e pallone verso Renatigna. Eccola Lucileia che torna dalla numero 9, 1 contro 1 con Erika Ferrara, sinistro di Renatigna, poi errore del Pidio, Lucileia non fa girare abbastanza, un pallone pericolosissimo. Ragazzi, è un po' in difficoltà il Falconara, ma davanti a questi giocatrici strepitosi
sì, tu le vai ad aggredire, le vai a pressare forte, ma nell'uno contro uno sono fenomenali, giocano anche la palla di prima, è difficile contrastare queste squadre. Ah, e Falconara sta mettendocela tutta. Dici stragiusto Marco, come se in ogni situazione nella quale bisogna andare a contrasto ci fosse del retropensiero per le falconaresi, perché naturalmente il tasso tecnico delle bidontine è assai sopra la media e non lo scopriamo certo oggi. Fatto sta che le difficoltà di questo primo tempo per l'Occasa adesso potrebbero spegnersi perché mancano 4 secondi. Pallone verso Renatigna, esatto, si va così a riposo. Un solo gol a fare da separé tra Occasa Falconara e Bitonto dopo i primi 20 minuti del big match di questa 21esima giornata. Certamente adesso Falconara dovrà riorganizzare le idee e cercare di applicare delle contromosse che riuscissero a cercare di impattare almeno la partita.
Eccoci tornati, Marco, al Palavadiali, pronti ad immergerci nei secondi 20 minuti tra Falconara e Bitonto, missione speciale per le marchigiane che inseguono dopo aver subito gol a 4 minuti dall'inizio del primo tempo e hanno incontrato nel proseguio di prima frazione non poca difficoltà. Sì, abbiamo visto che Bitonto è una squadra fortissima, ben organizzata, ben preparata anche fisicamente e sta mettendo in difficoltà Falconara. Lusileia anticipata da Isa Pereira, Cortés, Erika Ferrara contro Diana Santos. Erika Ferrara fino al Pidio! Iosi! Cosa ha preso Iosi? Bellissima ripartenza di Falconara dove il capitano Ferrara ha condotto questa palla e dove è riuscita a servire in qualche modo Elpidio, che in sovrapposizione è riuscito a calciare in diagonale in porta e l'estremo difensore Bitonto ha fatto un miracolo e ha scongiurato l'1-1. Destro secco di Elpidio e Iosi a sbarrarle la strada del pareggio. Avvio in pompa magna però dell'Ocasa, come hai detto tu Marco. Giocata eccellente di Ferrara, poi trasformatasi nell'assist perfetto. Adesso deve cavalcare quest'onda, palla di Cortés verso il Pidio, blocco da parte di Diana Santos. Naturalmente senza estremi per il calcio di punizione. Adesso il Palavadiali deve spingere fortissimo per il suo Ocasa, che qui tra le mura amiche di Via Stadio ha raccolto 25 punti su 27 disponibili in totale, avendo praticamente sporcato il proprio score interno quasi perfetto solo con il 3-3 contro Tiki-Taka alla quinta giornata. E dunque fattore campo che adesso deve fare da fionda, da catapulta per l'Ocasa alla ricerca del gol del Parisa. Pereira, Cortés verso il Pidio, c'è chiusura di Tampa che poi non si intende con Renatigna, doppio errore del Bitonto. E allora Ocasa che resta nella metacampo delle leonesse. Erika Ferrara contro Tampa, Erika Ferrara, Diana Santos a portare il raddoppio, c'è Lusileia, appoggio su Isa da parte di Erika Ferrara che poi riceve. Slalom di Ferrara, Iozzi tempestiva contro l'avanzata di Erika Ferrara. E il Pidio lascia lì Erika Ferrara col sinistro, deviazione da parte di Tampa e rimessa dalla parte opposta sempre negli ultimi 25 metri. Cortés verso il Pidio che si libera dal blocco, poi va a calciare. Cortés ricomincia da Sestari dopo la ribattuta verso Ferrara, questo pallone, anticipo di Cortés, errore di Isa Pereira. Allora attenzione al destro di Tampa e Sestari fa come un gol. Sì, piccola sbavatura di Isa Ferrara, ma ci pensa la Sestari a metterci una pezza con un ennesimo miracolo. Dopo un inizio molto bello di Falconara che ha tenuto il Bitonto negli ultimi 10 metri per diversi minuti, c'è stata questa ripartenza del Bitonto dove la Sestari con l'ennesimo miracolo è riuscita a dire di no al raddoppio del Bitonto. Parata monstre di Sestari che dunque aumenta le scorie positive rilasciate dall'avvio di secondo tempo per un Palavadiali che continua a spingere. Si era presentata tu per tu Tampa, ci ha voluto davvero un grande intervento da parte di Sestari, un intervento alla Sestari. Renatini, appoggio su Tampa, deviazione, pallone che si impenna e poi muore fino al corner. Scambio tra Tampa e Renatigna con la prima che si è ritrovata il pallone da calciare. Corner per Bitonto. Tampa sposta, poi Cortés, arriva Diana Santos a mettere ordine sul contrasto. Erika Ferrara in anticipo su Lusileia e poi chiusura fino a Diana Santos che batte la rimessa laterale.
Renatigna. Ferrara prova a intercettare questo pallone che arriva fino a Diana Santos. Isa Pereira ancora una volta in sostituzione a Sestari praticamente, perché il pallone a rimorchio per Diana Santos era arrivato anche questa volta con i giri giustissimi. Cortés tra le linee, Elpidio sterza, poi Renatigna prova ad andarsene con il contro dribbling, guadagna rimessa laterale la formazione bianco-verde. Malinteso fra Tampa, Lucileia Iozzi che era salita fino a quel vertice di campo. Erika Ferrara, Isa Pereira fino a Elpidio contro Tampa. Elpidio l'ultima a toccare è stata la numero 5, che poi si contraddistingue per qualche smanceria con la numero 11 sul parere, e poi di fatto rimessa che viene concessa alle pugliesi. Diana Santos si riparte da Renatigna, lascia lì fino a Tampa. Renatigna, Tampa in verticale da Lucileia, pallone che sfila al di là della rimessa laterale. Isa non perde tempo, gioca con Cortés. Elpidio contromovimento e ricezione 1 contro 1 di Elpidio, poi pallone per Tampa che non bada a mezze misure dopo quel accenno al malinteso. Ocasa che riguadagna il possesso del pallone con la rimessa laterale. Ballardin riceve da Cortés e gira verso Isa Pereira che ora ingaggia il duello con Diana Santos. Cortés, Ballardin, Elpidio, appoggio errato, può ripartire Diana Santos. Ancora una volta Isa Pereira blinda anzitempo la porta di Sestari. Quante ne abbiamo viste quest'anno così, Marco, di chiusure da parte di Isa Pereira. In settimana anche Renatigna praticamente ha notato in un'intervista come di fatto Isa si sostituisca alla già onnipresente Sestari in più di si sia sostituita alla già presente Anna Sestari in più di un'occasione come questa. Sì, la chiamiamo The Wall perché è il classico muro che ribatte tutto, è strepitosa, è strepitosa. Corner per Bitonto, palla verso Mansueto, c'è stato fischio e ammonizione per Diana Santos, che dunque si iscrive per prima alla lista delle sanzionate. Si riparte dal corner. Replay, palla dal corner fino a Tampa. Non precisissima questa iniziativa di Diana Santos. Il pallone regalato all'Ocasa. Praticò nel mentre subentra Ballardin, trova Cortés. Le finte di Cortés contro Diana Santos, poi spiraglio, arriva Ballardin, durissima su Mansueto. Ultima a toccare è la falconarese. Iozzi, Mansueto, pallone verso Tampa, Tampa sterza su Praticò, poi va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, riparte Cortés e Tampa ammonita perché interrompe una chiara situazione di contropiede nonostante la distanza dalla porta difesa da Iozzi. No, vabbè, ma il cartellino giallo in queste circostanze c'è sempre da regolamento, trattenuta reiterata e ha fermato una probabile azione da rete. Fallo tattico per Tampa che dunque spreca bene la munizione perché stavano ripartendo in tre quelle del Falconara. Ballardin ancora nell'1 contro 1, un po' imprecisa contro Grieco, riparte Renatigna, Sestari in due tempi. Ripassa da Ballardin che gioca con Praticò, apertura fino ad Erika Ferrara, quasi malinteso gravissimo tra Renatigna e Iozzi, che poi ha un riflesso non di poco conto perché quella palla schizzava velocissima.
Sì, è stato un retropassaggio molto rischioso, perché se non l'avesse intercettato con il piede Zosi sarebbe finito in rete, perché la traiettoria era quella lì. Praticò con il prolungamento un po' impreciso. Falconara che ritrova Cortés per dar via alla manovra. Erika Ferrara fino al centro, va giù, calcio di punizione. Fallo di Grieco su Ferrara, che aveva orientato pregevolmente questo controllo fino al centro. Secondo fallo commesso dalle bidontine. E adesso Mattonella per lo schema. Io direi da qui vediamo chi viene liberata per la conclusione. Erika Ferrara, movimento di Ballardin, va in porta direttamente. Erika Ferrara, raso a terra l'angolino, batte Iosi e fa 1-1 per l'Occasa. Sì, stavamo vedendo che il capitano Erika Ferrara diceva alla compagna di tagliare davanti alla porta per dare fastidio al portiere avversario, e lei ha calciato direttamente sul primo palo che era rimasto scoperto, ed ecco l'1-1 che premia l'aggressività e il cuore di Falconara. Alla faccia dello schema allora, perché Erika Ferrara è calcettista di classe superiore, vede l'angolino lasciato scoperto da Iosi e fa 1-1, trovando un gol importantissimo. Intanto attenzione a Sestari che deve chiudere su Grieco. Eccola la dose in più che serviva a Falconara per rientrare in partita come avrebbe voluto, come avrebbe dovuto. Renatigna, appoggio su Grieco. Ultima deviazione di Ballardin. Adesso il pallavadiali è esploso. Mansueto riceve da Diana Santos, da Nicoletti, pardon. Poi controllo difettoso che è scaturito in rimessa laterale. Ha già battuto Falconara. Ballardin scambia con Isa Pereira. Erika Ferrara. Ancora Ferrara, cerca l'1-2 con Ballardin, che poi vince il contrasto e rigioca con ordine fino alla numero 21. Elpidio. C'è Ballardin, chiusura di Renatigna, che poi cerca il guizzo e Elpidio non demorde e spegne, rimessa laterale, il suo stesso errore. Esce Ballardin ed entra Cortés. Oggi un po' più imprecisa del solito Giorgia Ballardin, che adesso lascia spazio al cervello. Cortés, Grieco di ritorno, chiusura di Erika Ferrara, e anche questa direi che va ad aggiungersi ai momenti più che salienti della sua sfida, perché stava arrivando all'appuntamento Renatigna. E allora semplice rimessa laterale, direi, Marco, per Bitondo, perché questa palla al centro era velenosissima. No, lì Ferrara è come se avesse fatto un gol, perché ha chiuso una diagonale strepitosa e è riuscito a intercettare quella palla vacante in aria dove si stavano fiondando le giocatrici del Bitonto, che avrebbero potuto depositare in rete a porta vuota, e lì è stata fondamentale la chiusura del capitano Erika Ferrara. 13° gol del suo campionato, quello con cui ha pareggiato questa contesa Erika Ferrara. Adesso va a prendere posizione al centro dell'area di rigore per difendere da corner assieme alle compagne. Mansueto allarga verso Renatigna contro Isa. Renatigna sposta e ritrova Mansueto. Sestari che cerca il rinvio freneticamente, poi si accontenta di partire con intelligenza da Isa Pereira. Erika Ferrara, Elpidio, Cortés, Isa Pereira, Elpidio. Eccola Isa Pereira che arriva adesso in contatto con il pallone, deviazione da parte di Renatigna.
aveva provato a scavalcarne il tentativo di pressione Isa Pereira, che adesso riprende posizione centrale e va a ricevere da lì nel pidio. Cortés, Praticò, Isa Pereira, apertura, il pallone che torna buono, che poi però gira troppo frettolosamente fino a Del Pidio, che poi si impegna, ma Iozzi fa da scudo per il possesso bitontino. Intanto cambio da rieffettuare, perché Lucileia era rientrata anzitempo. E allora rimessa laterale, rimandata. Grieco apre fino a Renatinha, che poi non riesce a ricevere questo pallone. Al momento è tutto come alla vigilia qui dal Palavaglia, perché dopo il gol di Ferrara naturalmente il pallone verso Isa, intanto Isa fino al centro, Isa, arriva il Pidio, c'è stato il fischio e calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per fallo di Renatinha su Isa Pereira. Sì, abbiamo visto che c'è stata una trattenuta reiterata in banda e l'arbitro ha concesso inizialmente la regola del vantaggio, che non si è concretizzata, e quindi è ritornato sui suoi passi, ha fischiato il fallo e quindi l'inevitabile ammonizione per la giocatrice del Bitonto. Dunque trattenuta reiterata, sanzionata dal direttore di gara su Isa Pereira, portata da Renatinha. E allora altra mattonella, io direi succulenta, per il mancino di Erika Ferrara, che adesso prende le misure della porta per cercare il bis. Vediamo. Parte Ferrara, che stavolta appoggia su Elpidio. E lo stavi dicendo, Marco, sarebbe andata lei a calciare. Fuori misura però il destro da parte della numero 11. Sì, perché si erano verificate alcune situazioni con dei blocchi ciechi e tutto dava ad intendere che il Pidio sarebbe andato a calciare, e così è stato, solo che non è riuscito a colpire nel segno. Possesso Bitonto. Lucileia lascia scorrere fino a Grieco. Tampa. Elpidio. Adesso Falconara ha rotto l'inerzia di questa gara, apparentemente può ripartire con Elpidio. Elpidio fino in fondo, Elpidio al centro, pallone che era già uscito al momento del tentativo di cross al centro. Nicoletti, pallone errato di Tampa fino ad Elpidio, che dà via al 3 contro 1, diventa l'opposto per Bitonto. Grieco, Isa Pereira si frappone tra il pallone di Grieco e Tampa, e allora salva l'Ocasa. Sì, dopo una piccola ingenuità di Elpidio, che ha concesso una ripartenza, un 3 contro 1 a Bitonto, ci ha pensato Isa, monumentale Pereira a chiudere questa situazione e a salvare un gol fatto. Intanto ancora Tampa, arriva Praticò, Lucileia in qualche modo prolunga fino a Grieco, c'è il movimento alle spalle di Nicoletti, Isa Pereira, palla che resta lì, Lucileia, ancora Grieco, non è finita per Bitonto, ancora una volta a sottolinearcelo Marco, Isa Pereira a chiudere sul sinistro di Lucileia. Elpidio, Praticò non riesce a prolungare questo pallone nel traffico delle maglie bianco-verde, arriva l'anticipo di Isa Pereira che commette fallo sul tentativo di anticipare Lucileia. Sì, qui ha fatto valere la sua prestanza fisica e il suo mestiere, diciamo, che è entrata energicamente spalla a spalla con Lucileia e l'arbitro ha decretato il calcio di punizione a favore Bitonto.
7:40 giocati, intanto parte il sinistro di Tampa, non c'è nessuno sul secondo palo e allora Sestari rinvia fino a Balardin, pallone che rimane buono per Praticò che prova a girarsi, chiusura su di lei portata dalla stessa Tampa che vince la rimessa laterale. Grieco contro Balardin che poi fa bene da scudo fino alla rimessa dal fondo. Erika Ferrara contro Tampa. Balardin va da Praticò, Diana Santos si alza in pressione, poi Balardin, Erika Ferrara attende questo pallone ma c'è l'anticipo da parte di Tampa. Balardin fa gli straordinari difensivamente e allora ripartenza chiusa sul nascere con Bitondo che però rimane nella metacampo dell'Occasa. Iozzi verso Lucileia, non può coordinarsi per raggiungere questo pallone. Sestari ha già rimesso in gioco fino a Erika Ferrara che adesso porta al centro da Balardin. Isa Pereira, Erika Ferrara, appoggio e vai, pallone di ritorno verso Erika Ferrara che prova la conclusione in spaccata da sotterra, connessione bellissima tra Isa e Erika Ferrara in questa situazione. Qui intanto se ne va Tampa, poi Balardin, pallone che arriva buono per Erika Ferrara che lo protegge contro Lucileia. Erika Ferrara fino in fondo, Praticò sul secondo palo, arriva il pallone al centro, ha toccato con il braccio Praticò. C'è stato il fischio, calcio di punizione per il Bitondo. Sta suonando la carica Capitan Ferrara però, che anche in questo caso sarà prodigata fino al fondo. Adesso Renatina dall'altro lato, Sestari fino a Tampa che ci concede un attimo di respiro e va da Diana Santos. Praticò, intercetto fino ad andare a sbattere con Marzuoli nel tentativo di tenere vivo questo pallone. Emblematica la foga agonistica di Silvia Praticò. Tampa contro Isa, arriva a cercare di chiudere su Renatigna che poi deve fare come può. Time out da parte di Giulia Domenichetti che tra un tempo e l'altro ha già toccato le corde giuste. Adesso con 10:30 da giocare vuole dare manforte all'approccio di cui ha bisogno l'Occasa Falconara per cercare di mettere il muso in avanti rispetto a Bitondo. Sì, abbiamo visto che dopo un primo tempo eccezionale del Bitonto, dove sicuramente ha speso anche molto, Falconara è rientrata con il piglio giusto, l'aggressività giusta, trascinata da questo pubblico formidabile qui al Palabadiali che sta trascinando queste giocatrici a questa impresa di poter giocare colpo su colpo contro il Bitonto. Ora vediamo cosa dirà Domenichetti alle sue calciatrici e vediamo il proseguo. È un'occasione che viene, lo ricordiamo, da 7 vittorie consecutive e metterne in cascina un'altra come questa vorrebbe dire davvero salire su un ottovolante in classifica e non solo, perché le spinte umorali che potrebbero succedersi dopo una vittoria come quella su una squadra del genere poi potrebbero significare tantissimo anche quando i giochi si faranno ancora più seri di questi. Intanto rimessa laterale battuta da Balardin, Isa Pereira va da Cortés. Balardin, Isa Pereira cerca di andarsene sulla banda, c'è una deviazione da parte di Lucileia e allora Isa Pereira va ad incaricarsi della rimessa con i piedi rivolgendosi a Balardin. Isa Pereira scende il campo all'indietro per creare spazio in avanti, adesso c'è Cortés, verticale di Balardin, Isa porta fino al centro, poi errore Renatigna che grazia l'Occasa. Balardin è ripartito Falconara, destro di Balardin, Lucileia nello stretto
appoggio con Renatinha in surplus da Diana Santos. Ora Tampa, Lucileia, Renatinha, tutto raso a terra, pallone verso Diana Santos, Lucileia prova a girarsi, arriva Isa Pereira che chiude una trama da masterclass del Bitonto con la solita puntualità, ma non riesce ad evitare il corner e allora sarà la stessa Diana Santos a dare via al gioco. Palla verso il destro di Tampa, alta sopra la traversa e allora Sestari lascia Cortés che si è scambiata nei ruoli con Isa Pereira. Isa Pereira contro Diana Santos, troppo irruenta rispetto alla numero 7 che poi mostra disaccordo rispetto alle proteste di Isa Pereira, che stava dicendo c'era il pallone lì, aveva cercato di fatto di ritornare in controllo di questo con troppa veemenza, troppa irruenza. Calcio di punizione 3-3 per quanto riguarda la sezione dei falli, che è una variabile che potrebbe scoppiare con 9:25 ancora da giocare sia da una parte che dall'altra, Marco, ed in una gara come questa molto bloccata potrebbe essere davvero una variabile importante. Sì, anche perché le due squadre stanno spendendo molto sul piano fisico e quindi da adesso in poi vediamo chi ne ha di più e cosa succederà. Pallone di Diana Santos fino a Sestari che lascia la Cortés, rimane sulle sue Bitonto e allora Falconara gira con Elpidio e Cortés. Adesso Elpidio in profondità, Ferrara scodella questo pallone, deve chiudere Tampa che riconsegna rimessa laterale alle falconaresi. Cortés, sale Sestari, pallone di ritorno da Cortés che aveva cercato di scavalcare, attenzione alla ripartenza di Bitonto, Renatinha contro Cortés, Renatinha appoggia Mansueto, calciagiro ma troppo alto. Sì, con l'uscita della Sestari a croce con spaccata bassa era l'unica maniera per poterla battere, era quella di alzare la palla, ma ha alzato troppo e la palla è finita in fallo di fondo. Difficile trovare l'angolo da lì perché c'era anche Sestari in uscita, allora rimessa dal fondo dopo un bel brivido perché era ripartito il 2 contro 1 della Bitonto. Erika Ferrara intanto fino in fondo, chiusura da parte di Renatinha in extremis. 31:50, 1-1 dal Palabadiali che dal sentore di poter scricchiolare da un momento all'altro, l'abbiamo visto poco fa con quel tentativo di Renatinha, e su questa ripartenza di Ferrara che adesso cerca direttamente il pido c'è Iosi. Riparte il contingente pugliese, pallone da Mansueto che fa da scudo, poi Erika Ferrara in coadiuvazione a Cortés, lascia che il pallone si spenga in corner. Al centro Diana Santos, poi Cortés cerca la controdeviazione ma non trova il risultato sperato. Altro corner per le pugliesi. Diana Santos lascia lì, poi va al centro, schema che non riesce e allora Sestari va a raccogliere questo pallone servendo Cortés. Elpidio, praticò tra le linee, Elpidio aggancia a seguire, poi chiusura e poi destro direttamente in porta da parte di Diana Santos. Non si fa sorprendere Sestari che comunque per sicurezza mette in corner
tiro ben indirizzato verso lo specchio. Sestari che non aveva ben presente probabilmente la porta dietro a lei. Qui ha preferito poggiarsi in corner. Tampa, destro di Diana Santos, chiusura di Elpidio. Tampa, la più vicina è Renatigna che salta secca Erika Ferrara. Poi Tampa di ritorno da Renatigna col tocco sotto. Sestari monumentale in uscita, fa andare a sbattere contro di lei il tentativo della numero 9. Corner per Bitonto. Diana Santos da Tampa. Tampa, Balardin intercetta, poi Ferrara lascia lì. Errore di Mansueto con Renatigna e il Paravagliali che tira un sospiro di sollievo gigantesco. Sì, sicuramente, come dicevo poc'anzi, le due squadre hanno speso moltissimo e molto probabilmente questi due errori consecutivi da una parte e dall'altra forse è la riprova. Isa Pereira torna da Cortés. Balardin non riesce a ricevere questo pallone dalla spagnola. Allora rimessa battuta da Bitonto con Tampa che cerca la verticalizzazione su Mansueto. Ora batte la numero 22. Tampa, Nicoletti, errore verso Renatigna. Isa Pereira trova il Elpidio. Balardin prova a girarsi, riottiene la possibilità di avere questo pallone. Chiusura a 2 chiusa da Nicoletti e Renatigna. Sestari, possesso casa. Isa Pereira non può raggiungere, Balardin si impegna. Malinteso in questo caso tra Isa e Sestari. Allora Renatigna dà via all'1 contro 1. Iozzi, Mansueto trova Renatigna che punta. Renatigna, Isa Pereira, attenzione a Isa Pereira fino in fondo. Isa Pereira scarta Iozzi. Elpidio con la punta e poi Renatigna mette mano al proprio errore salvando sulla linea. Occasione gigantesca per l'Occasa che quindi a sua volta fa un grande favore a Bitonto. Nicoletti, Grieco 1-2 con Renatigna che poi non può raggiungere perché Balardin accompagna il pallone fino alla rimessa laterale. Partita a specchio sotto tutti i punti di vista, anche nelle similarità tra le occasioni, perché abbiamo visto di fatto salvare sulla linea da una parte e dall'altra il gol del possibile 2-1. Elpidio, Isa Pereira, Balardin lascia lì per Isa e poi Cortés che scambia a sua volta con la portoghese. Profondità chiamata da Cortés. Rimessa per le leonesse. Iozzi, Isa Pereira ringrazia e va da Cortés. Isa Pereira verso Balardin che prova a controllare questo pallone. Renatigna lo pulisce splendidamente fino a Grieco. Pallone verso Mansueto e qui aveva trovato un corridoio speciale Grieco fino alla compagna sul secondo palo. Sì, stiamo vedendo che praticamente sono saltati tutti gli schemi, sono tutte ripartenze da una parte e dall'altra. Forse Falconara sta cercando di gestire meglio questo fraseggio per arrivare con un po' più di equilibrio davanti alla porta avversaria, ma così si scopre anche. Sul filo del rasoio, in equilibrio precario. E allora ne gode lo spettacolo. Palla di Elpidio fino a Cortés. Deviazione ultima
da parte di Nicoletti. Arriva Erika Ferrara, che quasi non trova il pertugio per il 2-1. Pallone lasciato lì da Cortés, con Erika Ferrara che era arrivata con i passetti giusti per calciare con il suo mancino. (35-40), 1-1, stallo alla messicana al Palabadiali. Iozzi che raccoglie il lob non riuscito a Cortés, che poi va a chiudere su Lusileia. Adesso Bitonto che resta nella metacampo dell'Occasa, con Lusileia che si libera. Isa Pereira chiude sul tentativo di lob innalzato da Tampa. Diana Santos prolunga egregiamente fino a Grieco, che poi difende bene questo pallone fino a appoggiare da Tampa. Diana Santos in verticale da Lusileia, arriva il destro di Tampa, chiusura di Erika Ferrara. Corner e Cortés che rimane in terra, probabilmente qualche crampo per la spagnola, che non ha fatto mancare nemmeno oggi il proprio apporto intelligente, sofisticato all'Occasa Falconara, e che conseguentemente ha speso moltissimo. Ora esce dal campo Letizia Cortés. Al posto di Elpidio, 3:46 da giocare. Corner per Bitonto. Con Lusileia che riceve e va da Diana Santos fuori misura, non può raggiungere la numero 7. Isa Pereira, Erika Ferrara, da Elpidio. Isa Pereira che poi riceve e va da Ferrara. Movimento di Elpidio alle spalle, cercato da Erika Ferrara, arriva Lusileia a sbarrare la strada. Tampa sul secondo palo, voleva Grieco, c'è la chiusura da parte di Praticò. Renatigna sposta, poi va in porta, chiusura, e Tampa un po' imprecisa. Praticò fa sportellate con Diana Santos, mantiene in campo in un primo momento il pallone, poi no, rimessa già battuta, arriva al destro di Tampa che finisce alto sopra la traversa. Adesso un po' di intermittenza da una parte e dall'altra, perché l'abbiamo detto, scontro tra titani, ma la spesa fisica a questo punto della gara è stata davvero molto molto ingente, sia da una parte che dall'altra. Ballardin, vediamo chi trova la forza, se ci sarà la forza per la zampata che potrebbe decidere la contesa al Palabadiali. Isa Pereira col destro, Iozzi in due tempi senza nessun remore, pallone verso Renatigna, splendido da parte di Diana Santos, che poi voleva cercare una trama fuori dal normale. Pallone che si spegne, rimessa Isa Pereira. Cortés, difesa di Diana Santos sul tentativo di protezione di Ballardin. E adesso va Isa su Elpidio.
Palla verso il secondo palo, resta lì. Cortés quasi non anticipa una Diana Santos provvidenziale su questo pallone velenoso. Isa Pereira, Lucy Leia, Cortés che è rientrata in forze alla grande. Adesso Lucy Leia trova Renatinha che prolunga Ballardin. Ballardin non riesce ad anticipare Tampa. Poi Iozzi, Isa Pereira s'addentra nella metacampo, poi trova il Pido per Ballardin! Georgia Ballardin al primo centro al Palamariani, fa 2-1 per l'Occasa Falconara, a 2 dalla fine, è 2-1 per le Citizens. Sempre grande grazie alla caparbietà e l'aggressività di Isa Pereira che ha intercettato questa palla, l'ha portata avanti, l'ha data in banda, la palla è finita al centro e dove Ballardin è riuscita a deviare in rete per il 2-1. Eccola qui, la simbiosi perfetta tra Georgia Ballardin ed un ambiente che l'ha accolta come una figlia sin dal primo giorno. Stentava ad arrivare il primo centro stagionale qui in casa al Palavagliali, è arrivato a 2,05 dalla fine e pesa come un macigno sull'ergonomia di questa sfida. Adesso vediamo come corre ai ripari Marzoli, se sarà quinto uomo o meno. Già in preparazione, se non abbiamo visto male. Adesso deve riordinare subito le proprie idee Bitonto, perché c'è pochissimo tempo ed il tempo è primo nemico della formazione pugliese. Mansueto quinto di movimento, esatto, e dunque si gioca ovviamente la carta del power play. Marzoli, Falconara che deve rielaborare la gioia tracotante traslandola in concentrazione quasi perfezionistica se vuole mantenere questo vantaggio. Diana Santos, bisogna rifare il terzo passaggio da centrocampo del big match perché c'era stata irregolarità. Adesso si gioca Diana Santos, appoggio su Renatinha, vediamo come utilizza la carta del power play la formazione di Marzoli. Tampa, Diana Santos, Tampa, pallone verso Renatinha che non riesce ad agganciare e allora Cortés, Erika Ferrara in porta direttamente, c'è Diana Santos a proteggere questo pallone che girava. Renatinha, Lucy Leia, Tampa, Renatinha, lascia scorrere Mansueto, Lucy Leia, Tampa, Lucy Leia e poi Diana Santos, 1,05. Renatinha ritorna da Diana Santos, Cortés accorcia. Lucy Leia tra le linee, dietro fronte fino a Diana Santos che poi trova Renatinha. Tampa, urla fortissimo il Palavagliali, Tampa, chiusura, Erika Ferrara, deviazione e allora Diana Santos con Cortés che cerca di raggiungere questo pallone, deve rifugiarsi in una rimessa laterale che adesso deve mantenere preziosamente Falconara. Isa Pereira, Elpidio prova a difendere, riparte Renatinha che poi vuole Lucy Leia, non può raggiungere la numero 10. 37 secondi da giocare e il Palavagliali è una bolgia. Sì, qui il Palavagliali sta trascinando le giocatrici di casa e dove vediamo che con grande cuore il Bitonto si sta buttando avanti per cercare il pareggio. Dopo un primo tempo strepitoso c'è stato un calo fisiologico e adesso stanno giocando con il cuore. Cortés che spedisce in rimessa laterale, c'è da soffrire ancora qualche manciata di secondi. Diana Santos trova Lucy Leia, Renatinha, Tampa, vediamo se la costruisce. Bitonto, Renatinha,
cerca De Los Santos che non prolunga correttamente, e allora Erika Ferrara serve a Sestari con 12 secondi da giocare. Isa Pereira guadagna un'altra rimessa laterale. Isa Pereira fino a Sestari, da Cortés, aggancio di Cortés, pallone in banca, manca un secondo e finisce qui in banca l'ultimo pallone difeso da Cortés, così come 3 punti spettacolari raccolti dall'Occasa Falconara, che va a quota 48, ritrova la vetta della Serie A Fables, mandando al tappeto il Bitonto per la seconda volta in stagione. E dunque successo con la S maiuscola per le ragazze di Giulia Domenichetti. Sì, è stata una gara strepitosa dove le due squadre hanno dato mostra della loro bravura, della loro forza. Il Bitonto nettamente superiore nel primo tempo, Falconara qualcosina in più nel secondo, e sicuramente il Palabadiale ha fatto la sua trascinando queste ragazze alla vittoria, ma ampiamente complimenti al Bitonto, una squadra fortissima che da qui alla fine del campionato dirà la sua sicuramente. Dunque non si fermano le onde del mare falconarese, con l'Occasa che trova l'8º successo consecutivo, raccogliendo 3 punti straordinari sotto il segno di un'altra rimonta dopo quella di settimana scorsa, molto più sofferta, molto più cercata, alla fine eseguita grazie al primo centro in casa del suo campionato portato da Giorgia Ballardin. Rimonta è fatta, l'Occasa vince 2-1 e vola in testa alla classifica dopo la 21esima giornata della Serie A Fables, prendendosi l'abbraccio di tutto il pubblico. Abbiamo assistito, Marco, davvero a uno scontro tra titani e noi ci salutiamo rimandando l'appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Da Samuel Miani E Marco Vagnerelli è tutto, arrivederci.